Quando un pugile prende una sonora batosta sul ring, prima di rialzarsi ci mette parecchio tempo. L'Udinese ha subito prima un dritto che l'ha messa alle corde e poi il knockout che ha spento le speranze. L'Arsenal ha fatto il Cassius Clay della situazione, mettendo a frutto tutta l'esperienza internazionale che vanta nel suo prestigioso palmarès. Ma l'Udinese non si è comportata come quel pugile suonato messo in premessa, la sua degna figura l'ha fatta. Il giorno dopo Udine si risveglia tra il sole e il morso dell'afa, vivendo la sua routine quotidiana di città contadina e rurale a cui il voyeurismo non le si addice. Da queste parti si vince e si perde allo stesso modo. Nessun dramma, suicidi paventati o applicati, isterismo allo stato puro e via dicendo, che difficilmente si manifesta dopo una sconfitta sportiva. Il pubblico è accorso allo stadio, ha incitato i suoi eroi, ha sperato, ci ha creduto, ma poi Eupalla, la dea del calcio e del bel gioco, ha deciso di premiare la lontana e perfida Albione, staccando la spina a illusioni e portando tutti con i piedi per terra. La vita continua, come dimostra la gente del Friuli, la quale vive di calcio, ma al fegato ci tiene. Qualcuno di là del Timavo ha esultato, ma alla Trieste calcistica non resta che fare buon pro, pardon, Lega Pro. Perché nell'ex TLT Ucio non s'è per barca, come in Friuli. Che orecchie per intendere, intenda.